Allora, oggi abbiamo visto una partita molto importante, nel caso specifico ti abbiamo visto un po', diciamo, ferito non proprio nell'orgoglio, ma fisicamente, mi permetto di dire. A proposito, come stai e cosa è successo? Spiegaci un po' le tue impressioni. E forse sto peggio dentro che fuori di sicuro, dato il risultato. Diciamo che una steccata così, con la stecca così alta, secondo me non è un gioco regolare. E l'arbitro ha preso le sue decisioni che per il mio non sono corrette. Quando si rischia di farsi male è l'arbitro che non deve consentire queste cose, però è andata così. Bene, dai, ti auguriamo una pronta guarigione, sicuramente una ripresa anche sotto il profilo psicologico, perché magari una situazione del genere può alterare lo spirito all'interno della squadra o forse anche nell'esercizio del gioco stesso. Il resto della partita, come l'hai visto per quello che sei riuscito a fare magari prima del trauma, che eri un po' più lucido, poi ti abbiamo visto sicuramente provato al momento in cui hai abbandonato la pista? No, diciamo che il primo tempo abbiamo avuto un buon impatto, secondo me meritavamo di più e purtroppo abbiamo preso un gol sul finale che non dovevamo prendere perché non siamo stati equilibrati quando dovevamo esserlo. Purtroppo, come è successo spesso quest'anno, nel secondo tempo abbiamo mollato fisicamente, mentalmente e alla fine loro col ritmo alto hanno segnato più gol e alla fine non siamo riusciti più a prenderli. Bene, grazie e auguroni di pronta guarigione ancora. Grazie mille.